L'alga rossa Planctotrix rubescens sul fondo del lago. L'alga rossa di Pozzillo, del lago di Pozzillo. Vivi l'illusione di questa dimensione, come prigioniero di una tragica finzione. Vivi nell'inganno, nell'apparenza, senza cogliere la vita nella sua essenza. Tutto ciò che vedi non è come credi che sia, è una menzogna, è una bugia. Non comprendi il mondo e non conosci te stesso. La tua visione è solamente un riflesso distorto di quello che percepisci. Ed è per questo che non capisci e non sai niente di niente. Vivi come sente, schiavo delle immagini della tua mente. Inquinamento nei laghi siciliani. Il caso del lago Pozzillo. Geologia e ambiente in Sicilia, rischi e risorse. Veduta panoramica del lago di Pozzillo nell'ottobre 2006 dopo un'estate siccitosa. Proliferare dell'alga rossa Planctotrix rubescens sul fondo del lago. La foto mostra il livello raggiunto dall'acqua nell'invaso nei periodi piovosi. Gli effetti dell'inaridimento provocati dalla persistente siccità, rete di fessure mud crack sul fondo argilloso del lago disseccato. L'Ordine regionale dei geologi di Sicilia ringrazia vivamente i docenti dell'equipe di educazione ambientale dell'Istituto dell'Istruzione Superiore A. Alessandro Volta di Nicosia, Enna, per aver partecipato alla mostra con l'invio della documentazione fotografica sull'inquinamento del lago Pozzillo causato dall'alga rossa Planctotrix rubescens. Si tratta di un batterio che produce delle infiorescenze simili a delle alghe di colore rossastro. Vive principalmente nei paesi freddi. In alcuni invasi alpini e nei laghi dell'Europa centro-meridionale per la prima volta è stata studiata nel 1825 in Svizzera, lago Mozart, ma negli ultimi decenni ha fatto la sua comparsa in Umbria, in Sardegna ed anche in Sicilia, nei laghi Pozzillo, Regalbuto, Nicoletti, Leonfonte e Raia, Prizzi, e ultimamente anche sul lago Delia, vicino alla chiesa della Trinità. La sua presenza si è dimostrata fortemente inquinante, capace di liberare miliardi di tossine microcistine, con effetti patologici deleteri all'apparato digestivo, digerente e al sistema epatico. In Cina gli studi hanno dimostrato un loro ruolo nella produzione del tumore epatico. L'eccessiva e rapida diffusione della Planctotrix rubescens è dovuta a fattori ambientali quali la temperatura e la luminosità, ma sembra non essere collegata a fattori inquinanti. L'incontrollato sviluppo dell'alga rossa, che sembra resistere ai comuni processi depurativi, può portare alla contaminazione delle falde idriche e di conseguenza alla loro inutilizzabilità per gli usi potabili e irrigui. Ciò significa un inquinamento irreversibile del territorio e nel caso in cui l'alga dovesse arrivare nel mare, una proliferazione incontrollata dell'alga rossa nel mare.